ricorrenza del giorno del ricordo per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe. Manifestazione in prefettura ad Agrigento. Una giornata importante, ho avuto occasione di vedere già in occasione della giornata della memoria delle vittime della Shoah una grande risposta da parte del corpo docente e degli studenti agrigentini. Oggi avremo la conferma, così come è stato a Favara qualche giorno fa, dell'interesse che i nostri ragazzi riservano a tematiche di grande rilevanza come questa, sull'onda poi di quelle che sono le disposizioni normative, perché come si sa c'è una disposizione di legge dello Stato che ha fissato la celebrazione di questa giornata anche per ricordare le vittime delle foibe e la tragedia dei nostri connazionali che hanno dovuto lasciare i territori dell'Istria, della Dalmazia all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Ho vissuto nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, in quanto sono nato nel 1939. Il ricordo più significativo che ho è quello che i miei genitori nel censimento del 1946, rischiando la vita perché era un rischio notevole, vollero ribadire di essere e voler rimanere cittadini italiani. Ora, per me soggettivamente dico, è una verità mia, la giornata di oggi non è soltanto, come vuole la legge, la giornata del ricordo, ma è anche e soprattutto la giornata dell'essere orgogliosi di essere italiani. Il titolo intanto del libro dell'Istria di Gina ed è la storia raccontata vera, raccontata da una ragazza di allora, attualmente novantenne, che ha voluto mettere in luce quello che era stato la verità che era stata pure essa infoibata. Nel libro si parla anche non solo del racconto della signora, ma anche dei vicini di casa, si parla degli altri coetanei, dei ragazzi, dei lavori forzati, si parla praticamente di una realtà che per 70 anni è stata anch'essa infoibata e che però finalmente ora sta venendo alla luce, grazie anche all'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella dell'altro giorno, che a Roma ha messo in risalto proprio quelle che sono le caratteristiche reali e della verità storica che deve essere riportata all'attenzione dei ragazzi a scuola per poter evitare che gli stessi errori si possano ripetere.